a Miss Topolini, vi presento subito l'aspirante Miss numero 31, il nome e il cognome è il seguente. Linda Pezzanti. Oh, Linda, una ragazza molto, come ho detto prima nel backstage, molto dark, molto affascinante ma anche misteriosa, molto... Ti piacciono i vampiri? Sì. Adesso diventa... Però non Twilight. Ah, ti piace Dracula? Vabbè, dai, scherzi a parte. Vecchio Conte. Beh, Conte, lo salutiamo. Ciao Conte. Se ci sta guardando, senti, allora Linda, domandina è facile anche per te, qual buon vento insomma ti porta qui a Miss Topolini? Come mai hai deciso di iscriverti? Beh, ho sentito molto parlare, comunque c'è da una vita. E poi, mamma, tanto vai, è un'esperienza nuova, così. Giusto, tu hai una mamma bionda, vero? Sì. Una mamma informissima tra l'altro. Sì, beata lei, insomma, risulta. Beh, infatti, quindi insomma una cosa bella però avere, diciamo, un genitore che ti aiuta, ti stimola, no? Sì, mamma mia, mi sostiene sempre. Ma diventare, avere un futuro nel mondo della moda è più un sogno che appartiene a te o anche alla mamma? O forse più alla mamma, avere una figlia modella o stilista, o più tuo? No, penso che è un sogno molto mio e mia madre comunque in qualsiasi modo mi ha sempre sostenuta, quindi qualsiasi sia la mia scelta mi sosterrà sempre. Beh, naturalmente come tutti i genitori, tutte le mamme, bene, bene. Senti, quindi il tuo sogno l'abbiamo svelato, no? Quello di diventare, avere un futuro nel mondo della moda. Ti faccio un'altra domandina un po' per, diciamo, distinguerci dalle altre interviste. Sei golosa? Sì, cioccolata. Cioccolata, al latte, fondente? Fondente però anche al latte. La bianca no, comunque cioccolato, bene, quindi golosa, però insomma sei informissima. Grazie. Va bene, senti, portafortuna, ultima domanda, è un portafortuna che ti porterai dietro o no? No. Allora io ti auguro di vivere una bella esperienza qui con noi, divertiti e adesso la telecamera, guardala fissa perché adesso hai l'opportunità di salutare e dire tutto quello che vuoi. Saluto mio moroso, la mia famiglia e sono molto felice di essere qui e di provare questa nuova esperienza. Che carina, in bocca al lupo. Grazie, Crepi.